20 e 27, buonasera a tutti i nostri telespettatori, soprattutto le telespettatrici, radioascoltatrici e radioascoltatori in simultanea, anche questa sera per la Hockey Night dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio. La buonasera a tutti da Luca Zenecelli, qui accanto a me. Mario Pizzamore, buonasera Luca, buonasera a tutti. Buonasera Mario, ciao, come stai innanzitutto? Molto bene, grazie. Molto bene, siamo sul ghiaccio dell'Olimpico, ci troviamo nell'ufficio della tribuna stampa dell'Olimpico per raccontarvi il match di questa sera, un match molto importante e soprattutto di grande caratura tra due formazioni che lottano per il vertice della classifica, decisamente più indicata a giudicarsi anche il titolo finale ed arrivare nei primi quattro dei pre-playoff gli ospiti di questa sera, che sono appunto i Red Steelers, l'HDD Jesenice che torna sul ghiaccio dell'Olimpico dopo un anno circa, e le due squadre si sono incontrate un mese fa e il Cortina perse quel match sui Balcani per sole 3-2, dimostrando comunque per due tempi di essere a livello della formazione tra le più quotate di questa stagione. Mario. Eh sì, caro Luca, commentammo insieme quella partita, primo tempo disastroso degli ampezzani, che poi c'è da dire che invece presero in mano il pallino del gioco e sicuramente meritavano qualcosina in più in terra slovena. Torna a casa Cortina senza punti, ma da quella partita con la convinzione di poter giocare, non dico alla pari, ma di poter mettere e infastidire una delle squadre più forti della Alps Hockey League. Ricordo secondi in classifica solo dietro ai conterranei dell'Olimpia Lubiana, e line-up stesso identico del Cortina questa sera per terza in classifica. Mario? No, mi indicavi, scusami, il Cortina, stesso line-up della partita di Bregenza, perché il gol del Cortina arriva dalla bella vittoria di Dormin contro Bregenza, una squadra nona in classifica in quel momento, il Cortina sesto in questo momento, una vittoria di sostanza, una partita anche giocata bene dai nostri. Di fronte a Jesenice che si sta schierando adesso sul ghiaccio, crederei a Mario Pizzamore di andare sulla lettura delle formazioni partendo appunto dagli ospiti. Sì, ricordo solamente che lo Jesenice ha vinto le ultime 12 partite, quindi il mio era un 12 non un 3, però squadra assolutamente informissima. Schiera tra i pali lo sloveno Us, dopodiché prima linea con Stojan, Cimovic, Sodia, Tomazevic e Jezovsek. Seconda linea con Urukalo, Skap, Hebar, il giovane e promettentissimo Pinelli, italo-canadese, e Diumic. Terza linea con Sirovnik, Masic, Svetina, Rajsar e Sturm. Quarto blocco con Kotsar, Glavic, Rajsar e Sörsen. Secondo portiere Avsenik. Il coach sloveno è Mija Simic, ad arbitrare l'incontro sono i signori Egger, Benvenu, Neisman, Cristeli e Piras. Il Cortina invece si schiera con praticamente la stessa formazione di 3 giorni fa a Dornbirn, quindi Marco De Filippo in porta, primo blocco confermatissimo con Phil Pietroniro e Vainonen, Chad Pietroniro, Cazzola e Giftopoulos in attacco. Seconda linea i due fratelli Zanatta, Mike e Luca in difesa, Luca Barnabò, Francesco Adami il capitano e Andrea Moser. Terza linea con Emanuele Larcher e Max Cordiano, Ronny De Zanna, Noah Zardini Lacedelli centro e Marco Sanna. Quarta linea con Enrico Larcher, Vallazza, Alessandro Zanatta, Tommaso Alverà e Davide Faloppa. Secondo portiere Martino Valledarin. C'è la presentazione degli starting six sul ghiaccio dell'Olimpico, una lettura veloce dei risultati di altre partite già iniziate, sfide molto importanti anche in Alps Hockey League, ovviamente non solo quella dell'Olimpico questa sera. Da ricordare invece la vittoria di sera, la bella vittoria soprattutto per il valore non solo dei punti, ma il valore a livello proprio di vittoria dopo un momento difficile che è stata quella della caduta dello stadio il crollo dello stadio di Vipiteno. Prima partita di ritorno in Alps Hockey League per lo Stelzing, ospitato come sarà per tutta la stagione nello stadio di Bressanone, vittoria del Vipiteno contro il Salisburgo ieri sera, quindi vittoria importante. Eh sì, bellissima vittoria contro un Salisburgo che anche qui all'Olimpico aveva dato un'ottima impressione, che per esempio questa sera dopo 2 tempi sta pareggiando 2-2 ad Asiago, quindi insomma squadra di assoluto livello. Ti do anche il finale sì, da Lubiana, perfetto. dove l'Olimpia Lubiana ha
battuto per 3-1 il Linz. Benissimo, fatica anche un po' Lubiana contro il Linz, insomma, che forse è in crescita, ma noi andiamo diretta di nuovo live dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio. Giul, pacca centropista, ingaggio Vinto Pezzani che lo porta subito dalle parti di Uzan con Giftopoulos, uscita di zona adesso di Sloveni, fermata sul nascere dalla prima conclusione di Mike Cazzola, già a impensierire Uzan. Remy Giftopoulos prova il polsino da una posizione piuttosto da lontananza, piuttosto siderale. Panorama aperto per Uzan, non ha problemi a parare la prima conclusione, già Cortina 15 secondi, già due conclusioni verso la porta di Uzan, approccio direi in questi primi secondi più che positivo da parte del Cortina, ovviamente siamo solo nella fase iniziale del match. Eh sì, aggiungo che, piccola curiosità, lo Jeseniz è andato subito al cambio degli effettivi dopo 15 secondi, quindi cambia la linea che affronta la nostra potenzialmente miglior linea d'attacco. Eccolo qui Pinelli, citato precedentemente da Mario Pizzamore, uno degli elementi che arrivano dall'Ontario Hockey League, subito a trovarsi alla conclusione, finisce di poco a lato, gira la gabbia, viene ostacolato da Vainon che perde un po' la bussola, arriva un'occasione qui per il Jeseniz, ma vediamo subito bene appunto il giovane classe 2003-2004, Mario correggimi se sbaglio, Pinelli di quella truppa di giocatori dell'Ontario Hockey League, ferma appunto due Covid, che sono arrivati anche in Alps Hockey League, decisamente l'elemento più interessante come statistiche, come prospect è decisamente questo giocatore, questo giovane Francesco Paolo Pinelli. Eh sì, vedremo, se ne parla un gran bene, addirittura in ottica draft NHL. Vedremo, ha iniziato, è già la quinta o sesta partita qui in Alps Hockey League, per ora ha messo a referto, se non sbaglio, un solo punto. Sì. Luca Zanatta nell'angolo a combattere contro due sloveni, si pronuncia un match molto, molto equilibrato già da queste prime fasi del gioco, già occasioni da entrambe le parti. Barnabò butta il puck in un carosello dietro la porta di Zan che contiene il rimbalzo in balaustra, lo fa girare, gli sloveni lo portano fuori, ancora Barney a raccogliere il puck nel suo terzo, preferisce andare da solo, poi è costretto perché c'è il forecheck di Glavic a suggerire verso Cordiano un po' in difficoltà qui. Cortina in qualche maniera riesce a fare ordine qui con Barnabò, l'Archer, un passaggio che arriva sulla stecca di Sanna, anzi di Zan che lancia Sanna, con il rimbalzo in balaustra riesce quasi ad arrivare in anticipo, poi viene aiutato da Zanini e Cedelli, ma qui sono più bravi gli sloveni a uscire dal proprio terzo in maniera pulita. In zona neutra però fa un buon lavoro il back check della terza linea pezzana, Marco De Filippo esce dai pali, consegna il disco a Cowboy Sanna, se ne va lungo la banda di destra rispetto a Uzan, recuperato il pack da Zanini e Cedelli, ancora Cordiano qui in difficoltà, già due errori piuttosto gravi di Max Cordiano che non ha iniziato proprio in maniera molto concentrata il match. Deve andare in soccorso la squadra a difendere. Ora arriva un'altra conclusione, la parata di Marco De Filippo, Zanini Cedelli fa scivolare il puck fuori, ancora dentro però c'è Scap, il tiro, para Marco De Filippo, fa bene a tenerlo lì perché è un momento di difficoltà, tutto nato dalla seconda topica proprio nel controllo del puck da parte di Max Cordiano. Eh sì, Disco in totale controllo del Cortina che stava tranquillamente pensando all'uscita e invece Max Cordiano prima sbaglia un semplice rilancio lisciando totalmente il disco e poi sbaglia l'aggancio. Jevosek, conclusione abbondantemente fuori, ma trova un rimbalzo fortunato per il compagno nell'angolo a destra di Marco De Filippo. Ancora Jevosek cerca, ma non trova dall'altra parte il compagno, anzi era Tomasevic per Jevosek. Raccoglie Vainonen all'indietro per Phil Pietroniro. In impostazione numero 37 a Pezzano, passaggio questa volta corretto per la corsa di Tommaso Alverà, lo scambio con Faloppa che lo cerca ancora in profondità, trova Tommaso Alverà, chiuso però bene dagli sloveni, ottimo intervento difensivo qui dello Jesenice che prova a ripartire, partita direi Mario che si pronuncia veramente piacevole visto il ritmo e le continui capovolgimenti di fronte. Eh sì, sono due belle squadre perché sia il nostro Cortina sia lo Jesenice comunque provano a giocare a hockey, hanno i giocatori per provare e quindi sì, è una bellissima partita. Recupera un disco Cazzola per un momento, poi arriva Pinelli, giocatore che ovviamente teniamo più sotto la lente di ingrandimento in questo inizio partita, senza dimenticarsi ovviamente i fromboglieri di questa squadra che sono sicuramente riconosciuti con i nomi di Tomasevic, Zani Evozek, Zaka Soja e Andrei Heibar, senza dimenticare Saso Rajjar, ovviamente tutti i giocatori che hanno dai 20 punti in su più o meno in classifica marcatori.
addirittura Blaz Tomasevic, che è il giocatore decisamente forse più forte dello Jesenice, 48, anzi 40 punti in 25 partite, niente male per essere un giocatore diciamo non di scuola straniera, ma nazionale slovena ovviamente. Ingaggio vinto la Cortina con la seconda linea, Andrea Moser a lavorare il pack nell'angolo, arriva anche Adami a dargli supporto, esce vincente ancora dalla mischia però la squadra ospite che prova ad andarsene, chiusura non perfetta sulla blu, quindi Mike Zanatta. Jesenice che dopo i 2 tiri iniziali del Cortina sembra aver preso bene le misure agli ampezzani, anzi è andato più volte ad impensierire, non in maniera così plateale, ma comunque a fare iniziare il lavoro a Marco De Filippo tra i suoi pali. Buona giocata qui di Barnabo, ottimo delay, però chiuso ancora bene da i Red Steelers, i Fabbri Rossi dei Balcani, della Città di Ferro. Vediamo se il cambio di qualche giocatore in qualche linea avrà i suoi frutti, è un po' quello che si augura il buon Ivo Mahachka, che sia mercoledì scorso a Dornbirn sia questa sera ha rivisto un po' seconda, terza e quarta linea. Sì, la terza linea è quella che ha giocato a Bregenzerwald, l'inedita diciamo con lo spostamento di Zania Cedelli nel terzo blocco come centro insieme a Sanna e Lezzana, è una delle cose più positive, oltre al risultato ovviamente portato a casa da Dornbirn da parte degli ampezzani. Però mi è sembrata una squadra più equilibrata in certi versi, una squadra che ha giocato bene a Dormi contro una formazione sicuramente non all'altezza di uno Jesenice, ma squadra sorpresa del campionato come abbiamo già detto e che ha dimostrato di avere delle ottime caratteristiche anche individuali. Sì, e poi a me personalmente piace anche l'aver messo in linea insieme in difesa Mike e Luca Zanatta, tantissimi anni insieme anche in Svizzera, e prima linea con Phil e Vainonen. Sì, sono d'accordo Mario, anche perché sono due giocatori che si possono sicuramente complementare, uno stay home come Mike ovviamente sia per qualità che per attitudine e anche per età se vogliamo, mentre Luca Zanatta ovviamente è il giocatore più dinamico, più offensivo anche se vogliamo dei due, quindi si vanno a complementare un po' così come l'assetto anche se pensi della prima linea con Vainonen e Phil Pietroniro che sono uno stay home e un giocatore molto più portato a attaccare, andare alla conclusione. Sì, sì, esattamente. Phil Pietroniro e Luca Zanatta hanno molto più dinamismo e spesso provano la sortita offensiva lasciando ogni tanto qualche buco, Sì. ma in questo caso proprio l'idea del coach è che questi buchi vengano coperti da Mike e Vainonen, che magari saranno un po' più lenti e hanno sicuramente un po' meno dinamismo, ma sono sempre al posto giusto nel momento giusto. Ancora Jesenice avanti, ricordiamo il match è iniziato da 6 minuti e mezzo, 0-0 tra HD Jesenice e Cortina. Buona chiusura di Tommaso Verà in balaustra, un po' difettoso qui Luca Zanatta nel controllo. Comunque è ancora disco dentro perché i sloveni fanno veramente forecheck altissimo, conclusione qui fermata dal buon block shot da parte di Alessandro Zanatta che riesce a riportare il baricentro alto, ma la pattinata degli sloveni permette alla squadra ospite di andare subito di nuovo a offendere. Forse c'era offside qui millimetrico. Pinelli, grande giocata, che passaggio, che azione di Pinelli, velocità di deck del pack estrema e poi passaggio perfetto verso il compagno che fallisce l'1-0. Li vediamo nel replay per chi ci segue ovviamente su hockeycortina.it. Passaggio non perfettissimo, controllo anche non proprio all'altezza, ma azione velocissima di ingresso in zona da parte dei sloveni. Bellissima azione, tecnica veloce, un po' un gol mangiato, ma come hai detto tu in tempo reale, anche secondo me c'era fuori gioco. Cordiano, qui bene, verso Cazzola, una finta e via, il passaggio centrale, poi largo verso Chat Pietoniro. Stop and go davanti alla panchina della Jesenice. Lascia andare a Spack, lo lascia scivolare anche Cazzola verso Giftopoulos, che adesso deve metterlo dietro porta in cassaforte, suggerire verso l'interno, cosa che riesce. Chat Pietoniro viene anticipato al momento della conclusione, arriva il tiro di Larker, Emanuele, para Uzzan, con la Cazzola, con la sua solita grinta e intensità, va a cercare di creare un forecheck, Cortina deve essere bravo però a non scomporsi e non lasciare ovviamente la possibilità di ripartenza, che abbiamo visto velocissime da parte di Pinelli e compagni. Arriva il primo icing del match. Eh sì, comunque se il buongiorno si vede dal mattino, questo Pinelli è veramente un buon giocatore, giovanissimo, ricordiamo soli 17 anni. Tante volte lo diamo per scontato, ma se pensiamo magari ai nostri under 17,
ci rendiamo conto che della differenza c'è se è già pronto per giocare a questi livelli. Sì, esatto, e poi appunto come sappiamo, come abbiamo ricordato all'inizio, per chi ancora non avesse sentito, non lo sapesse, sono una decina di giocatori dell'Ontario Hockey League che sono stati, diciamo così, tra virgolette, passatemi il termine, parcheggiati in Alps Hockey League a Linz, 4 giocatori, appunto c'è questo Pinelli che gioca a Isenizia, poi ancora un paio nelle altre formazioni, diciamo quelle più satellite dell'Alps Hockey League. E come abbiamo ricordato, Pinelli è decisamente il giocatore di prospettive più importanti di questa categoria di ragazzi arrivati proprio dal Canada. Andremo poi anche un attimino a vedere le sue statistiche precedenti nei campionati giovanili nordamericani, ma come abbiamo detto quello che conta e quello che rende insomma, l'importanza di questo giocatore è essere già appunto nel giro dei draft prossimi del prossimo anno per la NHL, quindi questo fa capire la qualità di questo ragazzo. Eh sì, hai detto tutto benissimo. Arriva un tiro di Esenizze, di nuovo decisamente un po' meglio lo Esenizze in questi frangenti, un Cortina che adesso si sta difendendo senza correre troppi rischi, ma comunque molto più attivo lo Esenizze, ci sarà da contenere, sicuramente non fare meno errori possibili per contenere un po' la forza d'impatto dello Esenizze in questi primi minuti, riuscire a trovare anche un po' la quadratura del cerchio per un Cortina che non deve assolutamente farsi schiacciare come in questo momento, con un Cortina che prova adesso a uscire dal proprio terzo con Chad Pietoniro in ritardo, qui un po' Moser, passaggio non perfetto di film, ma Moser ha cercato di allungarsi ma non è arrivato su questo disco. Cortina adesso schiacciato nel proprio terzo, Barnabò passaggio lungo, controllato un po' male da Moser, disco dentro, doveva fare solo questo Moser in effetti dopo il controllo non perfetto, poteva essere una potenziale azione offensiva del Cortina. La ripartenza adesso dei Red Steelers, disco dentro, esce Marco De Filippo, lo fa circolare all'esterno, forse un po' troppa forza, un po' troppo lungo, nessuno riesce a raccogliere, alla fine Sanna riesce a mettere fuori, il forecheck di Sanna e De Zanna sulla neutra, Glavic prova a far scivolare il puck, raccolto qui da Zanatta, Sanna non si accorge del tocco breve ma pulito di Luca Zanatta. Slovenia un po' a comandare il gioco in questa fase del match, Mario. Siamo arrivati al 10° del primo tempo. Eh sì, forse tolto il primo cambio dove il Cortina era subito entrato nel terzo offensivo e con la prima linea aveva impensierito il portiere ospite, poi leggero predominio territoriale degli sloveni, ancora nulla di pericolosissimo se non quell'invenzione di Pinelli. Attenzione Tommaso Alverà, da solo contro il portiere, spara alto e anche un po' largo. Sì, non proprio una conclusione felice. Qui Tommaso Verà si è trovato 1-0 su passaggio illuminante di Luca Zanatta. Peccato, grande occasione. No, ha fallito letteralmente anche lo specchio della porta. Tanta pressione ovviamente per lui che ancora ha 0 gol, quindi è sempre difficile segnare il primo. Mario, tu ce lo insegni? Sì, è tante settimane che parliamo di Tommaso a mezzi tecnici e qualitativi altissimi. Certo è che i numeri non sono dalla sua parte. Ancora la ricerca di questo benedetto o maledetto, a seconda dei punti di vista, gol in prima squadra. E sono anche sicuro che quando dovesse arrivare questo primo gol, poi magari Tommaso si rilassa, gioca anche più tranquillamente Sì. e potrebbe metterne a segno più di uno perché la sua qualità è assolutamente indiscussa. Ottima azione qui personale proprio di Tommy che prova a girare la gabbia, poi viene chiuso, buon cambio della quarta linea pezzana, ma non è finita perché adesso c'è Urban Soja dall'altra parte, chiuso molto bene qui da Enrico Larcher, anzi Emanuele Larcher, la riposizione, proprio Tommaso Alverà che saggiamente lancia un dump per l'unico uomo della quarta che rimane dentro, che deve fare pressione, non la fa in maniera positiva Davide Faloppa, la ripartenza ancora di Pinelli, in difficoltà un po' Phil Pietoniro a chiuderlo. Gioca qui la seconda linea della Jesenice contro la prima linea ampezzana. Ancora disco recuperato da Pinelli. Suggerimento quasi riuscito dall'altra parte per un compagno. Ancora sotto pressione qui gli ampezzani. Pinelli, Ebar e Djumic stanno mettendo a ferro e fuoco il terzo ampezzano, ma attenzione alla ripartenza, passaggio per Giftopoulos che aspetta l'arrivo di Chad Pietoniro, poi fa la scelta più sciagurata, quella del tiro senza guardare a un Chad che si stava inserendo tra lui e l'uomo sloveno per andare verso la porta, qui scelta alquanto discutibile
c'è il power break, credo, dalla sirena, quindi i giocatori saranno richiamati alle proprie panchine. Vediamo se così accade, come Mario bene ha indicato. Infatti lasciamo ovviamente la linea alla regia dello streaming per rimanere in diretta solo sulle frequenze della Cortina per ricordare il nostro partner che è Stuzzica la Voglia. Mario, ti devo dire che ieri sera... Nasce dalle nevi perenni delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è l'unica. Filtrando nella roccia, ne assume i minerali preziosi. Scorrendo per decenni all'interno di un enorme bacino idrogeologico, si arricchisce di benefico ossigeno disciolto, che si conserva grazie alla sua estrema purezza. Infine, sgorga incontaminata, è nobile e genuina, e grazie a noi arriva dove c'è sete di eccellenza. È Dolomia, l'acqua di origine protetta. Anche su hockeycortina.it. 8 minuti al termine del primo tempo, 0-0 il risultato, un buon Cortina, ma d'altra parte c'è un ottimo Jesenice, quello che si sta comportando qui sul ghiaccio, ma non ne avevamo dubbi ovviamente, squadra seconda in classifica. Adami, la conclusione dopo un bel giro disco da parte di Ampezzani con la seconda linea, con Moser e Barnabò che fanno un ottimo lavoro nel terzo, arriva la conclusione di Bombo da distanza piuttosto importante, tiro centrale senza troppe velleità. Si gioca a 7:44, un ingaggio nel terzo del Jesenice alla destra di Uzzan, perso da Zanina Cedelli, face off. Sanna prova ad andare a combattere su questo pack, De Zanna lo prova a aiutare, escono ancora in maniera piuttosto esemplare gli sloveni, recuperato il disco sulla neutra, sulla difensiva, adesso Larcher, Zanina Cedelli, passaggio di scambio tra i due, disco che non arriva a destinazione, ma Zanina Cedelli si butta a capofitto su un disco volante, non ha fortuna. Gli sloveni possono adesso ancora allontanare il pack, vuole ancora il pack, il disco di Zanina Cedelli che ce l'ha sulla stecca, viene caricato pesantemente qui lungo la balaustra, nessun danno per lui. Un Cortina che ha difficoltà a tenere dentro il disco, l'ha fatto bene nell'azione precedente raccontata con Adami esecutore. Per il resto Cortina sembra comunque non soffrire troppo a Jesenice, se non appunto soprattutto Mario nel suo secondo blocco, quello che ha fatto vedere le cose migliori con Pinelli. Attenzione, qui c'è un break, Alessandro Zanatta sul rovescio del bastone, non male il tiro, forte diagonale di rovescio, non era facile, fuori però dallo specchio della porta. Phil Pietroniro prova la conclusione, disco che rimane nello slot, lo recupera ancora qui a Faloppa, gira attorno, cerca la porta, c'era Tommaso Alvera solo soletto, Mario non l'ha visto qui Davide. Sì, un paio di situazioni interessanti per il Cortina, sia prima sull'asse Giftopoulos, Chad Pietroniro con un 2 contro 1 che poteva essere gestito molto meglio, sia adesso con un buon lavoro della quarta linea sull'asse Faloppa e Tommaso Alverà. Anche in questo caso forse la scelta finale poteva essere un'altra, ma tant'è, i ragazzi ci sono e stanno creando qualche grattacapo alla difesa slovena. Sì, sembra che il Cortina si sia un po' distolto dalla pressione piuttosto continua degli sloveni, ma ovviamente non è finito qui, 6 minuti e 23 al termine della prima frazione. Cortina ad essere bravo a continuare a portare fuori lontano il pack dalla sua zona, altrimenti vediamo come riescono gli sloveni sia di qualità di pattinaggio che di bastone a giostrare molto molto bene nel terzo. Bravo qui Max Cordiano a chiudere, anzi Cazzola molto rischiosa la situazione, ne parte un break, Giftopoulos non ha idee qui per saltare l'avversario, prova a tornare sulla blu, assist quasi no look per una combinazione ben riuscita con i due Zanattas. Arriva anche la conclusione di Luca, anzi di Mike, che ha segnato proprio il gol dell'1 pari a Dormin contro il Bregenzerwald. Bello slap dalla blu su un'azione di contropiede di Zardina Cedelli. Giftopoulos cerca il suggerimento corto, trova Chad Pietronino che è bravo ad andare a prendersi questo disco. Cazzola lo fa circolare ancora lungo la banda verso Zanatta, lo scambio a rischio ma riuscito. Luca Zanatta, tiro, ancora troppo poco per impensierire il bravo Us. Eh sì, però qui gira molto bene il disco, la linea dei ragazzi stranieri e Mike e Luca Zanatta in difesa, bravi anche a prendersi quel rischio di troppo per arrivare poi a una conclusione pulita. Bello il gol di Mike a Dornbirn, bellissimo l'inserimento, in realtà è stato pericoloso in più di una circostanza, un gol e almeno altre 2 chiare occasioni
per il numero 58 Ampezzano. Sì, decisamente. Bravo qui Moser, recupera un buon pack. Barnabò, Cortina sempre più deciso a stare nel terzo difensivo degli sloveni. 5-0-5 al termine, ancora il pack recuperato adesso dalla Cortina, che sembra essere molto più attento anche in fase difensiva. Attenzione però, mai dire mai, arriva l'occasione, arriva il gol appena detto, dal momento dove Luis Enizia non si faceva più vedere. Bravo qui Luis Enizia, un po' meno bravo il Cortina a controllare i movimenti degli avversari, azione perfetta, manuale dell'hockey. Eh sì, bellissima l'azione slovena, un po' sulla falsariga della prima occasione costruita da Pinelli. Anche in questo caso trovato l'uomo libero sul secondo palo che insacca praticamente a porta sguarnita e colpisce l'incolpevole De Filippo. A 4,55 dal termine, 1-0 Jesenice all'Olimpico. Peccato Mario, forse ce la siamo un po' chiamata, l'ho chiamata un po' io, ma del resto è inevitabile. Raccontare quello che accade sul ghiaccio, cercare anche di essere obiettivi, spesso delle volte quando poi come in questo caso avevamo notato un Jesenice meno pimpante, un Cortina più bravo a difendersi, è arrivato proprio il gol nella situazione forse meno che sembrava, in un momento che sembrava meno pericoloso per gli ampezzani. Eh sì, comunque lo Jesenice è un'ottima squadra, tante soluzioni, 3 forse addirittura 4 linee di pari livello e quindi l'occasione è sempre dietro l'angolo. Se non sei perfetto comunque rischi e lasci occasione agli avversari. Bel passaggio lungo qui per De Zanna, che però è chiuso, mette un disco al centro per Phil Pietroniro, ostacolato, disco ancora verso il centro per Sanna, bravo a tenerlo attivo, arriva la conclusione ancora di Phil Pietroniro, De Zanna a lavorarlo. Tartarina qui in pressione con De Zanna, Sanna e Phil Pietroniro che funge da attaccante quasi in questo cambio. Bisogna stare attenti, buon lavoro di Phil, ma stare attenti a non lasciare troppo sguarnita la linea blu. Arriva un altro tiro, Cortina ricordo sotto il gol di Uzan. Vi ricordiamo, torniamo live dopo un leggero problema tecnico sul nostro portale di Radio Cortina, torniamo live e ricordiamo appunto il risultato dall'Olimpico è sempre di 1-0. Vediamo anche ovviamente il marcatore del gol iniziale, Svetina, Erik Svetina, altro giocatore molto interessante. Disco dentro, pack sulle reti di protezione, senza che nessuno abbia toccato, ci sarà un ingaggio fuori dalla zona. 3-24. Mario, un tempo che se ne va via piuttosto piacevole, piuttosto gradevole, non ci sono state penalità, poche interruzioni, anche 2 icing mi pare in tutto l'arco dei 20 minuti, un Cortina che ha iniziato bene, ha subito un po', poi un Cortina che si è rifacciato dalle parti di Uzan, mai altamente pericoloso il Cortina. L'occasione diciamo più d'oro, più ghiotta per gli ampezzani è stata quella, potrebbe essere questa con Chad Pietroniro che cerca Cazzola, bravo Chad, Cazzola un po' meno a toccare, forse bisogna vedere qui quanto sia stato il passaggio un po' troppo lungo o Cazzola non bravo ad arrivarci con la punta del bastone. Occasione diciamo quella più ghiotta è stata proprio quella sulla stecca di Tommaso Alverà, quel 1-0 che poteva dare il vantaggio agli ampezzani. Sì, quella sicuramente è l'occasione più clamorosa. Queste sono forse le fasi di gioco e gli aspetti dove ancora questo Cortina deve migliorare, cioè troppi pochi uomini che hanno feeling e hanno un buon rapporto con il gol, purtroppo. Cazzola, buon tiro, Uzan ci mette la mano, ma in effetti non mi sembra neanche aver visto partire questa conclusione che è passata alta sopra la traversa. Come ricordava Mario, abbiamo ricordato più volte, abbiamo parlato anche in una puntata di Spinorama di poco tempo fa proprio con il coach Ampezzano della difficoltà degli ampezzani a trovare altri risolutori oltre ai soliti noti che stanno comandando la classifica capocannonieri. Cazzola primo in assoluto con poi Christopoulos, ma nelle prime 3-4 posizioni. Sì, il discorso è sempre lo stesso, siamo anche quasi stufi di doverlo ripetere ad ogni partita, però siamo troppo, per non dire totalmente, dipendenti dai punti della prima linea. Questo nuovo assetto che coach Machka sta provando da un paio di partite a questa parte dovrebbe proprio servire a quello, e cioè portare quel numero importante di gol e di assist anche delle altre linee per comunque rendere il Cortina ancora più competitivo. Da ricordare proprio parlando di fatto di marcature varie di diversi giocatori, come aveva ben segnalato attenzione Moser, qui ha una buona occasione, chiuso molto bene qui
non era facile mantenere quel disco bene sul ghiaccio, è stato chiuso bene dai difensori sloveni che erano già in 3 su di lui praticamente. Come Mario ricordava in una puntata recente, l'ultima puntata di Spinorama, della capacità dell'Asiago in 2 partite, scusami, le 3 partite contro il Renon di finale scudetto, 10 gol, 9 gol di giocatori diversi, insomma questa è la dimostrazione di una squadra forte in tutte le sue linee. Eh sì, quella mi sembrava una perfetta fotografia del concetto che andiamo ripetendo da settimane, considerando anche che in una di quelle 3 partite l'Asiago non ha proprio segnato perché ha perso 3-0 a Renon. Esatto. 5 gol in gara 1, 5 gol in gara 2 e 9 marcatori diversi. Direi che c'è poco altro da aggiungere. Il Cortina difficilmente, e sarebbe anche una bella curiosità andare a vedere da quanto tempo non riesce Non a trova segnare gol. con così tanti uomini diversi Sì. in poche partite. Ma guarda, possiamo fare subito l'esempio della partita di Breghenze, dove finalmente Cortina ha trovato la marcatura di Mike Zanatta, ma gli altri gol poi sono arrivati con le solite note firme di Pietro Niro, di Cazzola e di Christopoulos sui 4 gol. Sì. Il Cortina è ancora troppo dipendente da questa situazione e se dovessimo riuscire a migliorare questo aspetto, secondo me faremo un salto di qualità veramente, veramente importante. Verissimo Mario, mancano 39 secondi alla fine del primo drittel. Salutiamo anche tutti i tifoni sloveni collegati ovviamente su hockeycortina.it e quelli che si sentono anche alla radio dalla Slovenia su radiocortina.it, ovviamente tutti i tifosi ampezzani e tifosi bianco-blu della Cortina che ci ascoltano e ci seguono sulle immagini su appunto lo streaming offerto dalla società ampezzana. Sì, salutiamo tutti quanti e aggiungiamo che se dovessero esserci dei problemi tecnici, adesso nell'intervallo proveremo a risolverli, Sì. perché arriva qualche feedback, noi qui dalla nostra postazione in tempo reale non lo sappiamo, Esatto. ma insomma a breve eventualmente risolveremo. Giftopoulos, 32 secondi al termine, passaggio perfetto qui per Chad Pietroniro che fa tutto molto bene, poi viene chiuso, non c'è penalità. Mario, hai visto qualcosa in più o tutto corretto? Qui è stato solo uno scontro, poi diciamo di contrasto difensivo, lo vediamo nel replay. No, tutto corretto, secondo me fa tutto bene Chad Pietroniro tranne l'ultimo controllo, perde il disco, scivola, va addosso al portiere lui, quindi giusto non dare nessuna fischiare sanzione. penalità, no. Come ricordavamo prima dell'occasione capitata a Tommaso Verrà, è stato veramente l'unico svarione difensivo dell'Isenizze che abbiamo notato è molto molto ermetico in chiusura, e anche in questo caso è subito recuperato Chad Pietroniro che aveva fatto un buon lavoro, ma è stato bravo il difensore sloveno a chiudere, ma anche nelle situazioni precedenti abbiamo visto quasi sempre gli sloveni andare a chiudere quasi con la superiorità numerica rispetto agli attaccanti pezzani. Difficilmente abbiamo visto un 2-1, un 3-2, sempre comunque o parità numerica o comunque gli sloveni sempre con la possibilità di chiudere con un uomo in più, quindi squadra che anche da questo punto di vista fa vedere quanto pattina, quanto tatticamente è pronta. Poi i punti, ricordavamo, 12 partite di fila vinte non sono una cosa da sottovalutare assolutamente, anzi speriamo che termini questa sera questa striscia positiva. Beh, prima o poi le strisce devono finire, quindi perché non questa sera? Comunque sì, quello che impressiona insieme ad altre squadre del calibro di Salisburgo e Lubiana è proprio il patinaggio, l'intensità. Sono ragazzi giovani e sul ghiaccio comunque si vede questa attitudine. Sì. Comunque Cortina che non esce malconcio da questo primo tempo, anzi un 1-0 che ci può anche stare se vogliamo, ma una Cortina che ha fatto vedere di poter giocare all'altezza di questo inizio. Certo ci sono ancora dei fattori da migliorare, la prolificità che ovviamente è purtroppo un problema ormai annoso degli ampezzani, e a livello difensivo non si può dire niente alla squadra ampezzana che ha subito solo in qualche errore individuale, ma che non hanno portato comunque a situazioni gravose. Noi cediamo la linea alla regia dello streaming rimanendo ancora collegati qualche minuto su Radio Cortina.
Sono le 21:14, siamo ancora in diretta dallo Stadio Olimpico. Per tutti i nostri telespettatori dello streaming che si fossero messi in collegamento solo adesso, ricordiamo il punteggio del primo periodo: Jesenice in vantaggio per 1-0. Partita molto equilibrata, molto avvincente. Speriamo di aver risolto un po' tutti i problemi tecnici che ci segnalano i nostri telespettatori, e speriamo anche di goderci un bellissimo secondo tempo sulla falsariga del primo, magari sperando anche che il Cortina riesca a sbloccarsi. Prendiamo la diretta anche sulle frequenze di Radio Cortina dopo l'incipit di Mario su questo inizio secondo tempo per l'hockeystreaming.it, cortina.it. Torniamo ovviamente live in maniera parallela sia su radio che TV. Questo match che andrà a giocarsi ora nella sua seconda fase, nel suo secondo drittel. Un Cortina che abbiamo visto, tutte le potenzialità di tornare in partita. Solo un gol divide le due formazioni. Il gol appunto segnato da Svetina nel primo periodo, gran bel gol, bella azione, bel costrutto di gioco. Il Cortina ha fatto vedere di non temere lo Jesenice come ha fatto nel primo tempo il 21 gennaio scorso a Jesenice appunto. Eh sì, ricordando proprio quel match, c'è da dire che eravamo e siamo tuttora ottimisti, perché tolto un brutto primo tempo giocato in terra slovena, forse chissà dovuto anche un po' al viaggio e alla stanchezza della corriera, dopodiché fu un grande Cortina che dominò il match e perse in maniera piuttosto sfortunata, ma sicuramente meritava qualcosina in più dal punto di vista del punteggio. In quel caso appunto il Cortina rischiò di interrompere l'inizio della serie positiva dello Jesenice, che era già iniziata da qualche partita, e questa sera ovviamente di nuovo di fronte alle due formazioni il Cortina, adesso vedo il numero 13 passare proprio sotto le nostre telecamere, proprio sono 13 la serie positiva di 13 partite che potrebbe portare questa sera la vittoria, con la vittoria Jesenice il prolungamento della serie, appunto risultati positivi da parte della squadra slovena. Vediamo se il Cortina sarà in grado in questi secondi 40 minuti di trovare la rete del pareggio e poi andare a costruire qualcosa di più importante. Siamo comunque, per quello che abbiamo visto qui dall'Olimpico nei primi 20 minuti, anche parzialmente soddisfatti di un Cortina che, ricordo, affronta la seconda in classifica e lo ribadisco, ancora 12 partite senza sconfitte. Eh sì, e anche nel primo tempo qui all'Olimpico ha dimostrato comunque di essere una signora squadra, 3 linee e mezzo molto equilibrate, ottimo livello, gran pattinaggio, grande intensità. Inizia bene subito il secondo tempo, bravo qui Cazzola a toccare il puck per smorzare l'iniziativa che era iniziata con una certa aggressività da parte degli sloveni, che ripartono con adesso un tandem ritroso per una combinazione ancora qui non pulita, non precisa, ma ottimo controllo di stecca qui di Pinelli, che poi lascia sfilare in puck largo. Pinelli si catapulta al centro dello slot, cercava una deviazione Pinelli, molto attivo il giovanissimo Mike, qui Marco De Filippo blocca tutto, si va all'ingaggio di fronte a lui, alla sua sinistra. Ha giocato un minuto all'Olimpico, 1-0 risultato. Ricordo il gol che decide il match fino a questo momento è stato siglato da Eric Svetina al 15:05 del primo tempo. Disco portato fuori dal Cortina, però controllato ancora dagli sloveni. Bravo qui a mantenere dentro il puck Adami cerca le finte, subito però fermato e immediata la ripartenza degli sloveni. Qua c'è la buona interferenza sulla blu da parte di Luca Zanatta, che fa scaturire anche l'offside a danno degli avversari, che devono ripartire adesso da un ingaggio fuori dal terzo difensivo del Cortina. Cambio di linee, ancora no, rimane sul ghiaccio la seconda con Bombo Adami al face-off vincente, a ritroso per Mike Zanatta, il fratello Luca. Barnabò cercato e trovato, chiuso subito in maniera energica sulla neutra, bravo a prendersi il puck, Adami lo aiuta, subisce anche una carica un pochino pesante alla testa, c'è la prima penalità del match. Adami una carica che sembrava non sporca, poi attenzione Cortina può giocare adesso questo frangente ovviamente con... Marco De Filippo non si è accorto della penalità, rimane in porta per 10-15 secondi di troppo, i compagni neanche lo chiamano. Brutto comunque il colpo assestato a
Francesco Adami. Sì, Vediamo, la testa. sì, brutto colpo. Vediamo anche Mike Zanatta che va a dire la sua al giocatore sloveno. Poi c'è stato il tiro sul fischio di Nazar Iacedelli, ovviamente ripreso subito da un giocatore sloveno. È arrivato il fischio, anche qui, non lo so Mario, c'è stato un tocco, ma non mi sembrava così influente da capire effettivamente poi sul regolamento per lo stop nel caso di una penalità di ferita come questa, effettivamente se è sufficiente un tocco o il controllo per fermare appunto l'azione dell'uomo in più con l'extra player. Comunque, Cortina in powerplay, e questa è un'ottima occasione per il Cortina all'inizio del secondo tempo, neanche trascorsi 2 minuti, Cortina con l'uomo più schiera ovviamente il suo primo special team a squadra ampezzana. Vediamo se è cambiato qualcosa negli schemi, Mario, con un Cortina che mi pare sia piazzato nella stessa identica maniera, con la conclusione qui subito fermata perché è proprio Svettina a stare molto attento a Phil Pietroniro. E lo schema è sempre quello: Cazzola e Giftopoulos alla ricerca di Luca Zanatta sulla blu, che libera per Phil Pietroniro, di solito che va per il one timer. In questo caso invece è lo stesso Luca Zanatta a cercare il tiro. Ottimo block shot da parte sì. della Jesenice. Giftopoulos sulla blu, Luca Zanatta prova a fintare, cerca Cazzola, ancora Giftopoulos, giro porta per lui, conclusione non male, disco che rimane nello slot pericolosamente, Chad Pietroniro poi colpisce, viene anche colpito successivamente, bravo a distogliersi da una situazione che poteva diventare un po' preoccupante per lui, perché va a colpire la stecca o l'agguanto di Uzan e poi come dei condor e anche giustamente sì, aggiungo, certo. perché questo è un vizietto di Chad Pietroniro, colpo al portiere che aveva già parato da qualche secondo. Praticamente poi Chad Pietroniro si è ritrovato a terra e ha subito a sua volta 2-3 colpi belli pesanti dei difensori sloveni. Sì, è sgusciato via il buon Chad, che comunque questo fatto di dare il colpetto al portiere a gioco fermo ce l'ha, certo. Ingaggio perso qui, peccato da Adami, controllo per la Jesenice che però non è bravo a gestire il disco del terzo sulla blu Zardini Cedelli, quindi è schierato vicino a Vainonen proprio a dettare un po' i tempi e poi ovviamente sarà Vainonen come manico dell'ombrello qui nello schema. Cedelli deve andare alla conclusione, arriva il tiro, ancora un block shot qui, recupera ancora il pack Noah, disco largo per Moser, ancora Zardini Cedelli. Cerca molto il giocatore 60 Pezzano, Barnabò prova lo scambio, passaggio un po' difettoso qui, è troppo alto per essere raccolto da Andrea Moser, bravo a uscire da Dami Indenne, lo scambio con Barnabò, la conclusione a fil di palo, grande occasione qui per il Cortina con l'uomo in più. Moser, ancora Zania Cedelli, sulla blu per Vainonen che riesce a tenere dentro il disco, largo per Adami, doveva andare al tiro ma ancora c'è sempre un'interferenza sui tiri, ancora poco puliti i tiri ampezzani che arrivano sempre con qualche secondo di ritardo, anche perché la circolazione del disco c'è, ma ancora tutto troppo con un tocco in più. Mai una soluzione di prima. Sì, soprattutto il secondo special team è mancato un po' nella velocità di circolazione del disco. Comunque anche bravi gli sloveni, sempre al posto giusto la scatola ospite, 3 block shot praticamente perfetti, il terzo anche bello doloroso. Sì. Ovviamente il block shot, per chi non lo sapesse, è semplicemente quando il giocatore difensivo si oppone a una conclusione senza farsi troppi scrupoli o avere troppe paure di subire del dolore essere colpito appunto dal tiro. Ovviamente bisogna essere anche, diciamo, bravi a non farsi male in questi casi, poi la fortuna gioca ovviamente il suo fattore importante, ma se vogliamo tornare indietro nella storia, Mario, forse quando eri ancora tu nella culla, a Cortina giocava un certo Karel Horacek che fu proprio uno degli iniziatori o l'assoluto eroe di questa fase di gioco individuale dove ci si va a aiutare il portiere, in poche parole. Karel Horacek è stato un giocatore che si è immolato non so quante volte per coprire la traiettoria del disco, in quel caso in quegli anni a Stefano Rezzadore, portieri di quelle stagioni belle con quel grande giocatore che era Karel Horacek. Sì, Carletto Horacek, uno dei talenti più cristallini che abbiano calcato il ghiaccio dell'Olimpico. Bella occasione qua per il Cortina, e anche qui fallisce un disco che non entra, in effetti, e ancora Cortina spinge su questo pack che
gira tutto intorno all'area piccola di Uzan. Che occasione, che bella azione anche da parte degli ampezzani, ma ancora un tentativo fallito. Purtroppo sì, possiamo elogiare Mario come sempre i nostri giocatori, ma anche qui un altro gol fallito, è insomma una bella occasione per il Cortina di tornare in parità, e un altro gol fallito da un giocatore, anche questo nel caso di Ronny De Zanna, che deve trovare assolutamente il modo di sbloccarsi, perché è un giocatore come tutti, ma conoscendo le sue capacità molto molto importante. Eh sì, occasione, doppia occasione colossale. Siamo sempre un po' lì combattuti tra dove arriva la bravura della difesa e dove arrivano i limiti dell'attacco, ma veramente occasionissima per il Cortina, addirittura palo interno e Sì. disco che ha ballato per qualche istante sulla linea. Sersen, disco dentro, c'è offside da parte di sloveni. Beh, comunque buon inizio il Cortina, aiutati dal power play, ma direi primi 7 minuti, 6 minuti e qualche secondo del secondo tempo, decisamente un bel Cortina che sta cercando in tutti i modi di arrivare al pareggio. Eh sì, ottimo avvio del secondo periodo. Cortina che a questo punto meriterebbe anche il gol del pari. Certo è che iniziano a essere parecchie le occasioni mancate, e quando affronti squadre di livello come lo Jesenice, queste occasioni le paghi, magari le paghi un po' meno contro squadre leggermente inferiori, ma alla lunga contro squadre di pari livello, addirittura superiori in classifica, purtroppo queste occasioni Sì, contano. non ti puoi permettere di lasciare appunto nulla di intentato e nulla di incompleto, ovviamente. No, poi lo Jesenice già lascia pochissime occasioni dalle parti del proprio portiere, e quindi quando Sì. il Cortina riesce a costruire bene andrebbero sfruttate. Poi ovviamente qui dal quarto piano dell'Olimpico è un po' più facile, ma insomma. Si gioca a centropista, Luca Zanatta recupera il pack, passaggio riuscito al fratello che prova l'incursione personale, prova anche il tiro, ancora buona idea di Mike Zanatta che cerca di portare alto il baricentro, aiutato qui da Andrea Moser che poi perde l'equilibrio. Barnabò prova ad andare a recuperare e tenere alto il forecheck, e penso che proprio lo stesso Ivo Masca abbia richiesto assolutamente, vedendo come il Cortina aveva cambiato atteggiamento, non che il primo tempo avesse fatto male, ma anche qui vediamo un icing, e questa è la dimostrazione che il Cortina si sta facendo sentire e sta giocando, si sta spendendo di più. Ecco, forse il Cortina il primo tempo non ha giocato male, Mario, però non si è speso di più di quello che magari il suo coach o noi avremmo voluto, o quello che sta facendo adesso, cercando di mettere più intensità. Questo è un bel atteggiamento, forechecking negli angoli, andare a rompere le scatole, tra virgolette, ai difensori sloveni e costringerli come poco fa e come anche in questa occasione all'icing. Bel lavoro in coppia di Barnabò e Moser poco fa, e terzo ingaggio consecutivo nel terzo offensivo degli ampezzani. Arriva anche il cambio, esce la seconda linea e rientra la prima, forse proprio per sfruttare il mismatch contro gli stanchi sloveni che sono sul ghiaccio da un po'. Sì, scelta tatticamente giusta qui di Ivo Masca, ovviamente, che prova a sforzare con i suoi uomini migliori su i giocatori sloveni che sono sul ghiaccio da decisamente più di un minuto. Qui Giftopoulos troppo superficiale nel controllo, non può regalare un disco così, se lo va a riprendere, c'è un braccio alzato, poi lo tira giù e che succede? È disco accompagnato ok. abbastanza anche nettamente da Phil Pietroniro verso Giftopoulos, quindi l'arbitro alza il braccio, Era un po' indeciso però l'arbitro. Giftopoulos, secondo me, finché il giocatore non tocca il disco l'arbitro non fischia, quindi Giftopoulos hai ragione, sperava hai ragione. che magari arrivasse un compagno. Riescono però gli sloveni a uscire dal terzo e anche a fare il cambio, erano proprio stanchi, poteva essere sfruttata un po' meglio, troppo affrettato il passaggio al centro di Remi Giftopoulos. Sì, qui doveva gestire il controllo, stancare ancora un po' gli sloveni e andare proprio a giocare sull'intensità maggiore dei freschi ampezzani. Disco dentro proprio del greco, Cazzola prova ad andare a forzare, gli sloveni bravi ma non bravissimi. Disco ancora recuperato dalla Cortina, che ha un momento ovviamente molto positivo adesso nella fase del match, dovrebbe andare a sfruttarlo fino al completamento di una marcatura, ma vediamo ancora un cambio piuttosto lungo dalla prima linea. Ora Mario che è andata, e ora arriverà ovviamente il momento di andare a cambiare, perché anche gli ampezzani dopo il mismatch sono andati un attimino lunghi con il cambio della prima linea, si è rischiato un pochino. E anche questo è un aspetto sul quale torniamo
parecchie volte, i cambi troppo lunghi della prima linea, e in questo caso anche poi il rischio è sempre che con la stanchezza nelle gambe anche la testa non riesca a fare quello che dovrebbe, e si rischia. Soprattutto con una squadra così forte e veloce nelle ripartenze come gli sloveni. Bisogna stare molto attenti a non lasciare ovviamente la possibilità di giocare proprio sul fattore della lucidità fisica. Pinelli, una volée centrale quasi riuscita, bravo Luca Zanatta a chiudere, meno bravo, ma tanta pressione su di lui per portare fuori questo pack. Decisamente il blocco migliore dei sloveni finora è proprio quello con Pinelli, la seconda linea. Luca Zanatta subisce una carica pesante, disco che rimane pericolosamente lì davanti, bravi gli ampezzani a uscirne indenni in questo caso, a allontanare il pack. Barnabò fa la scelta più saggia e corretta per andare a cambiare i suoi uomini, e lui stesso rimane ad Ami. Passaggio qui riuscito verso De Zanna da parte di Sanna, Zaniacelli al centro, Zanna adesso forse lo vede ma poi è spostato troppo in là, gran passaggio qui per Sanna, arriva il tiro senza troppa convinzione, anche un po' lunga la fase proprio di esecuzione da parte di Sanna, che forse avrebbe potuto fare anche qualche passo in più. Eh sì, qui passaggio illuminante di Ronny De Zanna, dal quale comunque ci aspettiamo queste creazioni. Marco Sanna un po' troppo lento sia nel controllo sia nella preparazione del tiro. Occasione qui doppia per gli sloveni, anzi quasi tripla, con il passaggio poi portato avanti. Da un bel inizio del cambio della terza è arrivato un rischio veramente molto, molto alto qui per la retroguardia ampezzana. Eh sì, occasioni da una parte e dall'altra abbastanza ghiotte. Chi riuscirà a sfruttarle meglio e per primo potrebbe far scivolare poi il punteggio in proprio favore. Sì, sono d'accordo Mario, è una fase del match dove veramente il gol è nell'aria, da una parte o dall'altra. È chiaro che il Resenizia adesso sembra aver ripreso un po' il match in questa fase, soprattutto nell'ultima occasione. Qui la ripartenza, ancora il numero 60, Zaniacelli riprova ad andarsene da solo, accompagna il pack per Faloppa, arriva il tiro, c'è un offside che era di Alessandro Zanatta mi pare. Peccato, la combinazione poteva portare qualcosa di più positivo per gli ampezzani, rivediamo. Ah no, è proprio di Faloppa il fuorigioco, millimetrico. Sì, non sono così convinto che fosse veramente fuori gioco. Comunque anche in questo caso forse Noah poteva entrare più decisamente nel terzo e poi scaricare il disco. Comunque è sempre questioni di centimetri e istanti. Non stiamo qui a sindacare sul fischio di un fuorigioco. No, assolutamente. 9:29, abbiamo sorpassato la metà del match, sempre 1-0 risultato, decide ancora il gol di Eric Svettina al 15:05 del primo tempo. Pietroniro prova con il corpo, anche gli sloveni comunque sono pronti anche fisicamente, difficilmente si lasciano spostare, e infatti Pietroniro qui commette uno sgambetto piuttosto evidente dietro la gabbia. Stavano per circolare due giocatori sloveni dietro la porta anche piuttosto agilmente, dopo che Pietroniro non era riuscito a fermare in un primo momento. Pietroniro si mette sulla traiettoria di corsa dell'attaccante e va a interferire in maniera evidentemente fallosa. 2 minuti giusti anche in questo caso, si potevano evitare, temporeggiare un attimo, arrendersi, nel senso che poteva tranquillamente Phil far prendere il disco al giocatore sloveno nell'angolo e in un secondo momento andare a chiuderlo, invece ha voluto provare a intervenire. Chiamano il power break dalla regia, l'abito segna il time out. Vediamo cosa la nostra regia andrà adesso, tornerà appunto con lo spot pubblicitario. Allora parleremo solo ovviamente per le frequenze di Radio Cortina, ma ho visto un segno di time out, quindi credo sia diverso. Nasce dalle nevi perenni delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è l'unica. Filtrando nella roccia ne assume i minerali preziosi. Scorrendo per decenni all'interno di un enorme bacino idrogeologico, si arricchisce di benefico ossigeno disciolto, che si conserva grazie alla sua estrema purezza. Infine, sgorga incontaminata, è nobile e genuina, e grazie a noi arriva dove c'è sete di eccellenza. È Dolomia, l'acqua di origine protetta. Gioco molto importante come quella degli team. E riprendiamo anche la linea sullo streaming. Stavamo semplicemente constatando che da regolamento il power break non dovrebbe essere fatto in concomitanza con una penalità appena fischiata, e il nostro coach Ivo Mačka stava protestando proprio per questo.
Eh sì, è una pausa di 30 secondi che in questo caso regala ovviamente la possibilità al coach sloveno di riordinare le idee, di chiamare qualche schema in più agli ampezzani, quella di fiatare, prima, se vogliamo, prima di un inizio di sofferenza in 4 contro 5. Vabbè, nulla Poi di c'è un grave, però regolamento, c'è un voglio dire, è regolamento. talmente facile applicare il regolamento, non capisco gli arbitri cosa si siano persi in questo momento, perché è tutto molto abbastanza chiaro. Da capire l'unica cosa, Mario, che forse all'inizio della penalità è ancora concesso il power play, durante la penalità invece no, forse potrebbe essere questa l'attenuante, ma non ne siamo, almeno io non ne sono così certo, Mario potrà confermare o meno questa mia idea. Sta di fatto che comunque Sta, sta anche di fatto che Ivo Mačka qualcosa ha detto certo, all'arbitro, certo. quindi deduco che sia ne sappia più di esattamente, noi. sì, deduco che sia esattamente in linea con Sì. il nostro ragionamento, Sì. ma anche dal punto di vista proprio intuitivo Sì, è vero. è giusto È giusto. che vengano evitate queste situazioni. 8.50 al termine, 1-0 Jesenice all'Olimpico, decide il gol di Erik Svettina e Red Steelers in power play, subito però stroncato l'inizio di impostazione da parte del Cortina con la risoluzione di pulizia del terzo da parte di Adami, che va a forzare adesso con Sanna. Bisogna non rischiare, ma di andare vicino anche alla marcatura. Anche qui un pochino in ritardo Sanna, gran lavoro dei due, sicuramente da lodare e premiare sia Adami che Sanna per il forcing fatto. Poi manca sempre quel piccolo e importante frammento. Segnare adesso in Ifritano America sarebbe stato veramente una grandissima cosa. Eh sì, qua grandissimo il lavoro di Adami e Sanna in forechecking a rubare il disco dietro porta. Passaggio illuminante di Adami per lo stesso Sanna in mezzo agli slot. Marco doveva sicuramente provare il tiro al volo, invece un'altra volta perde quei centesimi di troppo e si fa parare. Svettina, attenzione all'ingresso in zona adesso degli sloveni che schierano il loro secondo special team, proprio anche con Francesco Pinelli, che poi va a cambiare, anzi forse era stato inserito proprio nella prima soluzione di quintetto in power play. Fanoppa si fa saltare un po' troppo comodamente qua dalla rapidità dei sloveni, deve andare a chiudere adesso in Cortina, che ovviamente deve schierare adesso la propria scatola deve stare molto attenta, ci riesce in qualche maniera. Fanoppa abbandona ogni velleità di contropiede, giustamente lascia il disco sfilare per un penalty killing a Pezzano, che sta resistendo decisamente. Mancano 5 secondi, potremmo forse dire a breve che è un altro power play degli sloveni che se ne va senza nessuna marcatura, e un complimento alla squadra pezzana. Qui Mike Cazzola trova Phil Pietroniro che rientra dalla panca. Phil Pietroniro, un controllo di troppo, bravo però a mantenere anche il pack perché non era facile. Grande apertura di Mike Cazzola per lui con uno look in girata, ha trovato Phil Pietroniro che è stato bravo ad inserirsi. Non era facile poi andare a coprire De Zanna per Luca Zanatta, che con un colpo da pescatore riesce a raccogliere questo disco sul lago ghiacciato. Alverà ancora per Sanna. Che gol! Che Rete gol di Marco Sanna, che gol! che si fa perdonare tutte le occasioni mangiate fino a questo momento e trova un bellissimo gol sul palo lungo. Veramente un bel gol, un bel minuto ampezzano, perché sono stati veramente bravissimi tutti, dall'assist di Tommaso Alverà al forechecking di Luca Zanatta, che è riuscito a tirare in maniera miracolosa sull'assist di Ronny De Zanna. Quindi veramente bravi gli ampezzani e trovano un meritatissimo pareggio con l'uomo che in questa serata ha avuto più occasioni sulla propria stecca, il buon Marco Sanna. Marco Cesta Sanna, il cowboy, torna a segnare, sta giocando un'ottima partita il numero 5 Ampezzano, con l'unico difetto anche importante di aver fallito un paio di occasioni, ma ovviamente si fa perdonare e fino ad ora è l'unico marcatore Ampezzano, quindi più che dovute gli apprezzamenti verso la sua prestazione finora, e anche la qualità del gol, rapidità di esecuzione 100, qui controllo sul passaggio di Tommaso Alverà, un tocco e subito a cercare il secondo palo. Gran bel gol di Marco Sanna, che quando segna difficilmente fa brutti gol, veramente. Eh sì, e poi soprattutto sblocca quella mancanza di gol da parte dei nostri ragazzi, per nostri intendo giocatori di casa cresciuti nel vivaio. Mancava da qualche partita il gol degli attaccanti giovani forti del Cortina. Speriamo sia di buon auspicio. Comunque Cortina che ha trovato un meritatissimo pareggio. Sì, Marco Sanna che arriva così al suo quinto gol, 12° punto stagionale. 6 minuti al termine, partita veramente bella, ce l'aspettavamo.
partita soprattutto equilibrata e in un secondo tempo in grande stile da parte degli ampezzani finora, che come abbiamo ribadito più volte qui nelle nostre Hockey Night con Mario, il Cortina sembra veramente avere molte meno difficoltà nella sua tipologia di gioco con le squadre sulla carta forti o più forti della squadra ampezzana, o come possiamo dire, valutando la classifica, sono sopra, diciamo, il Cortina. Devo dire, sempre partite di alto spessore da parte degli ampezzani. Eh sì, questo l'abbiamo notato più volte, quando il Cortina parte con l'obbligo, tra virgolette, obbligo dettato dalla classifica di dover vincere e creare gioco, ha più difficoltà, quando invece scende sul ghiaccio consapevole anche della forza dell'avversario, difficilmente sbaglia. Sì. Forse le Torniamo uniche a brutte quella data. prestazioni sono proprio quelle in semifinale scudetto contro l'Asiago, non tanto gara 2 quanto la Gara- totale assenza in gara 1. Sì, e poi forse ricordiamo così a memoria la partita lubiana. Però in ogni caso un Cortina che c'è, un Cortina mi sembra anche decisamente in forma questa sera anche a livello fisico, un Cortina che sta giocando un bel hockey in questa seconda frazione, al di là di gol, bellissimo gol di Marco San che regala il pareggio. Qui rischia una penalità Vainonen, solo ostacolato però il bastone dell'avversario, non intervento sul corpo. Adami, saggiamente, un dump angolato, deve arrivarci Moser qui su Pinelli, lo va a chiudere in balaustra, Adami va in pressione, per un attimo non riesce a saltare il suo opponente dietro porta, poteva veramente evolvere molto bene questa situazione, con un uomo solo era Barnabò davanti alla gabbia, e Cortina ancora che pressa qui con un De Zana veramente ispirato. Zanina Cedelli, lo scambio veloce qui, poi viene atterrato Zanina Cedelli, Barnabò deve alzarsi qui il 60, perde un'occasione purtroppo gli ampezzani qui che avevano fatto un buon lavoro dietro la porta di Uzan, al limite dell'offside, ingresso in zona qui degli sloveni. Un Cortina che ha alzato anche il dosaggio dei chili in balaustra, Mario. Eh sì, veramente un bel Cortina in questa fase del match. Buono il lavoro anche di Noah Zardini Cedelli, Ronny De Zan e Luca Barnabò dietro porta. Forse manca veramente solo l'ultimo passaggio e la conclusione. E chiusure anche importanti. È anche giusto far sentire il proprio fisico ogni tanto agli attaccanti avversari, che non tutto sembri così facile. Sì, è proprio una questione più di atteggiamento che effettivamente di danni fisici da procurare agli avversari, ovviamente nei limiti della legalità e della sportività. Farsi sentire in Ecco, balaustra il classico farsi sentire. è importante. E Cortina questo secondo tempo lo sta proprio completando come missione, quella di farsi sentire nel terzo, negli angoli, e questo è un Cortina che ci piace molto questa sera. E togliere certezze agli avversari, perché se io sono un attaccante e so che non ho molto tempo perché è in arrivo il mio avversario, magari sono anche più portato a sbagliare. È chiaro che ovviamente un gioco di questo genere porta a un risultato, a una richiesta fisica molto più alta, e quindi che nel lungo del match può pagare se la squadra non è altamente in forma, o ne potrebbe risentire ovviamente sia nei breakaway degli avversari, sia nella durata del proseguo del match. Quindi deve essere molto brava la squadra che adotta un sistema più aggressivo, anche a sapere trovare poi, bello qui il passaggio di Falopa verso Tommaso Verà, la finta, il deck, poi manca la conclusione finale, sfortunato qui un po' Tommaso, ma il disco si mette in piedi, la giocata sua classica con il disco sotto le gambe, a saltare l'avversario, riesce a creare un gran numero, ma poi non riesce a colpire, anche un po' di sfortuna per lui qui. 2 minuti e 48 al termine, siete sempre in diretta su Radio Cortina e su hockeycortina.it per lo streaming. Altro contropiede, qui affidato a Charles Pietonino che da solo, spin verso sinistra, riesce a saltare per un momento l'avversario, poi la chiusura ancora del secondo uomo difensivo. Bella partita di hockey però questa sera all'Olimpico, decisamente. Sì, anche questi Pulita. 18 minuti del secondo tempo sono scivolati proprio in maniera piacevole, bel ritmo, belle trame. Pochi errori questo secondo periodo da una parte e dall'altra. Vainonen. Un power play per parte, ricordiamo, entrambi finiti senza la segnatura. Giftopoulos, vediamo se riesce a accendere
la lucina del pericolo sul suo casco, ancora mi sembra di no, Mario, ancora un Giftopoulos piuttosto classico di quest'annata, di diversissime prestazioni. Bisogna affidarsi ovviamente a lui, alle giocate risolutive quando meno te l'aspetti. Attenzione al break su una situazione molto interessante, e qui grande azione, poteva veramente essere un gol sensazionale ma dal manuale degli hockey. Ah, qui ci sarebbe anche l'uomo in più sul ghiaccio, non si accorge. Questi erano assolutamente 2 minuti da fischiare. Giustissime le proteste ampezzane. Qui cavoli, sì, scusate il termine, ma piuttosto, anche perché poi si rischia poi magari di andare a prendere un gol, come in questo caso con una grande parata di Marco De Filippo e una adesso penalità. 2 minuti fischiati contro il Cortina. Ma perché questo alza il livello della tensione di un match che decisamente fino adesso è corso via tutto molto regolare, pulito, senza troppe penalità. È un Cortina che non può concedersi ovviamente il lusso, tra virgolette, di innervosirsi in una partita del genere. Deve essere bravo a tenere i nemi salvi anche di fronte a scelte molto discutibili come questa, non quella della penalità affidata a Lampezzani, ma quella non data alla Luisenizze, che poi è andato a giocare con un uomo in più sul ghiaccio, che ha toccato evidentemente il disco in uscita dalla panchina. C'è la pressione con l'extra player degli sloveni, arriva un tocco gli Ampezzani, arrivano e adesso anche tutta la panchina è in piedi. Ma giustamente ci sono le proteste ampezzane per tutta una serie di motivi. Ora, a parte i 2 minuti non fischiati per 6 uomini sul ghiaccio che erano nettissimi, e poi atteggiamento arbitrale molto diverso rispetto a prima, perché il portiere dello Jesenice era uscito uomo di movimento in più, Ampezzani che toccano il disco 2 o 3 volte e prima gli sloveni l'hanno toccato una volta e Esatto. immediatamente gli arbitri hanno fischiato. Invece nel secondo caso gioco che è stato lasciato correre, praticamente saranno quasi 3 i minuti di power play della squadra Sì, slovena. è vero. Quindi le proteste sono assolutamente legittime, e in una partita così equilibrata queste disattenzioni arbitrali contano. Sì, siamo gli ultimi veramente come filosofia, come nostra prassi di cronaca, potete anche forse essere d'accordo su questo nel sindacare decisioni arbitrali, anzi ci manteniamo sempre piuttosto credo abbastanza obiettivi e mai di parte, e soprattutto nei giudizi arbitrali. Qui è veramente molto molto evidente, Adami continua ovviamente le sue proteste. È questa la giustamente. fotografia. Adami Sì. continua a protestare, Ivo Maachka continua a protestare, quindi le nostre parole non è che siano proprio Esattamente. cadute dal cielo in quanto tifosi. Sono episodi talmente chiari che io non capisco come facciano a non essere visti in maniera equa, giusta. Sì, equa giusta. Se ne va anche un altro giocatore ampezzano in panca puniti, quindi non solo Vainonen ma anche Per proteste, Remigio immagino. Topoulos per proteste, quindi Sì. oltre il danno anche la beffa. Il Sì. Cortina adesso con la partita con l'inerzia dalla sua parte, dopo il gol segnato, l'atteggiamento sul ghiaccio, purtroppo va a complicarsi decisamente la vita, ma in questo caso non per suoi demeriti, ma per discutibili scelte arbitrali. Chiaro che le proteste non vanno mai bene, ma sono anche ovviamente diciamo legittime e inevitabili quando una squadra subisce un torto che può condizionare veramente tantissimo il match. Sì, è così evidente, aggiungo io, quindi Para Marco De Filippo qui, Cortina 5-3, si difende, bravissimo Luca Bravo, Zanata Luca. poi a portare fuori il disco. da un potenziale 5 contro 4 a un Pezzano ci ritroviamo a un 5 contro 3 sloveno, e le proteste, ripeto, erano assolutamente giustissime. Parlavi di attimi nel primo tempo, Mario, decisivi nello sport, tant'è ancora più decisivi nell'hockey su ghiaccio. È proprio questo che è la frase che hai appena commentato, appunto il discorso di poter essere nel giro di pochi secondi, per una scelta in questo caso che noi reputiamo non corretta, da essere in power play, quindi avere la possibilità di andare in vantaggio, ad essere sotto con 2 uomini in meno e rischiare lo svantaggio per una scelta non tua, quindi dei giudici di gara. Ma sta di fatto che queste cose ovviamente accadono e vengono sempre compensate da una parte o dall'altra. Ci può stare l'errore arbitrale, anche se ovviamente non ne siamo molto felici. Finisce qui il secondo tempo dall'Olimpico, ridiamo la regia di hockeycortina.it, restiamo ovviamente qualche minuto anche sulle frequenze anzi esclusivamente sulle frequenze di Radio Cortina. Linea alla regia.
In diretta allo Stadio Olimpico del Ghiaccio sono le 22.03, oggi sabato 20 febbraio 2021, ancora 20 minuti sul ghiaccio per i tempi regolamentari. Ovviamente dovesse finire in parità si andrà all'overtime 3 contro 3 per 5 minuti ed eventualmente ai rigori, ma ancora troppo presto ovviamente per andare a pensare che la partita possa avere una continuazione oltre i tempi regolamentari, perché sul ghiaccio ci saranno 20 minuti di fuoco con un Cortina dal dente avvelenato dopo la scelta secondo noi errata e non solo secondo noi, vedendo le vistose proteste da parte della panchina pezzana, per una scelta che potrebbe condizionare e sicuramente lo farà i primi minuti del secondo tempo, con 2 uomini in panca puniti degli ampezzani, uno per un fallo successivo all'indecisione arbitrale e il secondo per le proteste dovute, legittime della panchina ampezzana a questo misfatto. Quindi un Cortina che dovrà giocare ancora, vediamo quanto di preciso, ma credo Mario sarà sicuramente un minuto decisamente con 2 uomini in meno, dovrà essere bravo a tenere a galla ovviamente il risultato, a difendere Marco De Filippo per riuscire a continuare il proseguo del match sulla parità. Ovviamente sarà molto, molto difficile, perché in 5 contro 3 con una squadra così forte ovviamente le percentuali di possibilità di gol della squadra con 2 uomini in più sono altissime. Eh sì, 5 contro 3 che non ci voleva, reso ancora più amaro dal fatto che si sarebbe potuto giocare in 5 contro 4 con il vantaggio numerico per gli ampezzani, ma tant'è, siamo in questa situazione, devono essere bravi adesso i ragazzi supportati da Marco De Filippo, ci sarà da soffrire in questo primo minuto di terzo periodo. Peccato, perché veramente un grande Cortina nel secondo tempo, giustamente e meritatamente hanno trovato il pareggio i ragazzi di Ivo Maachka. Sì. Momento difficile, ma cerchiamo di essere ottimisti. Un gol per parte, un gol nel primo tempo degli sloveni con Eric Svettina e poi il pareggio di Marco Sanna a premiare il tanto lavoro fatto dai ragazzi ampezzani e anche insomma a legittimare il predominio del Cortina e tante occasioni fallite anche dalla squadra di Ivo Maachka. È tutto pronto allo Stadio Olimpico del Ghiaccio per l'inizio del terzo tempo. 1 minuto e 25 da soffrire in 5 contro 3. Fondamentale vincere l'ingaggio adesso. Cazzola è l'esperto al face-off, a centropista ovviamente guadagnare il pack sarebbe già una cosa molto molto interessante e importante, e gestirlo nella maniera migliore possibile. Vediamo cosa accade. Giù il pack, vinto l'ingaggio da Cazzola, il disco è lungo, lo va a raccogliere Phil Pietoniro, che non bada a spese, allontana il pack ma non in maniera proprio perfetta, regala subito il possesso agli sloveni. Poteva fare un po' meglio qui il Cortina, ma non era facile. Sono solo 2 uomini in più dei sloveni, quindi gli spazi sono veramente ampi per gli sloveni dove poter giocare e trovare la confidenza con il disco. Subito combinazione perfetta, manca di poco la rete, subisce un colpo al volto il giocatore sloveno, fortuito, non sanzionato per fortuna degli Ampezzani. Lo scambio velocissimo qui tra i giocatori e ancora verso il centro, forse l'unico tocco errato è proprio l'ultimo, invece la circolazione del disco è stata veramente rapidissima, poi bravo qui. Bravissimo Phil, prima con esperienza a dare un colpetto all'attaccante sloveno e a fargli perdere il tempo e conseguentemente a intervenire sul disco e spazzarlo. Se ne va adesso 1 minuto di power play sloveno dall'inizio del terzo tempo. Ancora 20 secondi, continua ad essere bravissimo ancora a resistere qui, lo fa ancora con un monumentale Adami. Sì, ancora un lavoro incredibile di Francesco Adami, anche prima nel PK precedente. L'esperienza di Bombo Adami qui gioca a favore della squadra di casa che potrebbe, ma fino all'ultimo secondo di panca cattivi per i nostri, non lo diciamo. Ma poi possiamo dirlo. Adesso possiamo dirlo, bravissimi. 1 minuto e 25 secondi in 5 contro 3 sono veramente tanti e Cortina praticamente che non ha rischiato quasi nulla. L'unica occasione è quella che abbiamo raccontato con il pack finito di poco a lato sulla ottima combinazione proprio all'inizio del periodo da parte dei sloveni. Cortina che adesso prova e prendersi il terzo avversario. Bello qui il passaggio, è largo, c'ha il Pietoniro, prova il numero veloce portandoci il pack sul rovescio del bastone. Non ha fortuna, era veramente troppo defilato per riuscire ad impensierire Uzan. Giocati 2 minuti olimpico, 1-1 il risultato, partita
che ci aspettavamo e speravamo soprattutto potesse iniziare bene per il Cortina nonostante la situazione critica, perché è quello che merita questa squadra questa sera, di giocare a armi pari. Il Cortina adesso domina il terzo, mette giù le tende, Vainonen rischia molto con un passaggio in diagonale qua in mezzo alle stecche, ha fortuna il Cortina a riuscire a mantenere il possesso, fortuna e caparbietà. Jesenice sulle gambe, Cortina che gira con molta comodità nel terzo avversario, deve essere bravo a mantenere il possesso, arrivare a una conclusione, anche se in questo caso un po' velleitaria dalla linea blu da parte di Giftopoulos. Vainonen, è l'occasione di andare a prendersi il vantaggio, Mario, il Cortina è da troppo tempo lì. È un Cortina fantastico, da più di un minuto nel terzo offensivo, sembra addirittura un power play. In realtà siamo 5 contro 5. Un'altra carica da Tergo qui con l'arbitro proprio sotto a vedere, un altro break qui regalato dopo una carica presa sulla schiena da Phil Pietroniro, con un'occasione colossale qui per gli sloveni. Poi Pietroniro va anche di nervosismo senza commettere nulla, però a colpire un giocatore avversario. Poi lo stesso Sturm se la prende con Chad Pietroniro, probabilmente due giocatori, no, non c'è nessuna sanzione, ma è evidente qui un'altra carica. Ne abbiamo visto, Mario, di molto più deboli e molto più dubbie cariche alle spalle essere fischiate come delle penalità in balaustra per boarding. Questo sotto di noi era un boarding insomma a tutti gli effetti, e anche qui nulla, nessun fischio. Niente, arbitri abbastanza nel pallone, hanno perso credo il polso della partita, nervosismo che la fa da padrone. Comunque un fantastico Cortina che aveva messo la residenza nel terzo dello Jesenice. Azione d'attacco interrotta solamente da questo brutto intervento e le successive proteste degli ampezzani. Qui ha rischiato un po' il Cortina, se avete seguito le immagini, Marco De Filippo para un disco fuori dalla porta con il pomolo della stecca, disco che poi si spegne l'MLM sulla parte alta della porta. Sarebbe stato veramente un gol sfortunatissimo ricevuto dal Cortina. Adesso Jesenice torna a pressare gli ampezzani nel suo terzo blocco, giro disco intorno alla gabbia, va a prendersi questo pack Barnabò, lo recupera adesso Ronny De Zanna, lo porta fuori, ancora per Barney, cerca un corridoio, di lei lungo la balaustra, buon lavoro qui di Barnabò, esagera un po' troppo qui De Zanna, ma ha fortuna a trovare un Tommaso Alverà che scarica sulla blu molto bene qui per Cordiano, buon suggerimento per Alessandro Zanatta, le finte, lo spin esterno per saltare l'uomo, porta il disco fino dietro la porta. Cortina che ci crede, fa vedere anche in queste situazioni individuali come i giocatori possono andare a forzare verso la porta avversaria. Bravo Cordiano qui a chiudere, Faloppa a recuperare, l'Archer deve essere attento qui a non farsi saltare, a non lasciare sguarnita lo slot. Alessandro Zanatta a mettere fuori per Faloppa, che con un po' di fortuna riesce a portare avanti il pack. Le finte di Faloppa, riesce per un attimo con una punta del bastone, con una mano a suggerire verso Alessandro Zanatta, ma attenzione al break, è un 3-2 degli sloveni, disco al centro, chiude Filippo Torniro, disco che rimane pericolosamente in aria. Partita molto bella, anche questo secondo tempo iniziato appunto con il fattore deficitario per il Cortina di uomini in meno, però poi il Cortina è andato a campeggiare un minuto buono, come raccontava Mario, nel terzo difensivo avversario, senza però riuscire a trovare il gol. Adesso l'Jesenice torna fuori dal torpore e diventa di nuovo pericoloso dalle parti di Marco De Filippo, anche se occasioni nitide ancora non arrivano. Giocati 5 minuti, scorre via tutto piuttosto rapido, Mario. Bellissimi questi 5 minuti, tolto il primo minuto e 25 con i due uomini in più, poi tanta intensità e tanto bel gioco, soprattutto da parte ampezzana che aveva messo le tende nel terzo dello Jesenice. Jesenice che prova a reagire ma nessuna grossa occasione. Occasione quasi qui, Mario, per i cari telespettatori e ascoltatori, per Giftopoulos che su una bella idea di Cazzola mette solo il bastone a deviare il disco, poteva forse fare un po' meglio, qui c'era anche Chad Pietroniro libero. Sì, non un'altra brillante prestazione di Remy Giftopoulos, ma siccome il suo sport preferito è smentirci, E qui arriva la bella ci azione. sono altri Niente, 2 minuti niente. clamorosi, non fischiati dagli arbitri. A questo punto sembra quasi diventata una Rivediamo nel replay. guerra, Proseguiamo. magari sbaglio io.
Sì, forse sì, qui no. Sì. Sì, qui è andato Può giù prima, è anche, andato giù prima chat, qui mi sembra. può Dal anche replay, starci il non fischio. sì, beh, Comunque questo si può dicevo, stare, scusami. sì, sì, no, scusa tu, siccome Remy Giftopoulos si diverte un sacco a smentirci in tempo reale e a zittirci, Continuiamo a, continuiamo a martellarlo, che a ci martoriarlo. aspettiamo gol e assist decisivi dopo, ripeto, un'altra prestazione al momento non Sì, all'altezza. decisamente insufficiente. 6 minuti trascorsi, secondo periodo, ingaggio vinto dal Cortina, Cordiano fa un buon lavoro con il rovescio del bastone, tiro adesso di Barnabò, deviato, Moser mantiene il pack lì, Adami non lo fa scivolare volontariamente, non riesce a trovare l'impatto con il disco, però un bravo Cortina molto aggressivo nel terzo qui, ancora Adami, disco verso il centro, trova un pattino, accusa il colpo sulla punta del piede il difensore sloveno che rimane sul ghiaccio stoicamente, non può andare a cambiare, lo farà a breve, sembra esserci già ripreso da questo colpettino sull'alluce, Uracalo, giocati 6 minuti, ancora Forcecca altissimo della Cortina che ha giocato un cambio con la seconda linea che ha evitato ai sloveni proprio di ogni velleità di uscire dal proprio terzo, cosa che adesso riesce però alla squadra ospite, disco sulla blu, rimbalzo in balaustra favorevole per gli sloveni dietro la gabbia, deve stare attento qui il Cortina a non subire Glavic e compagni. Bravo qui è Sanna ancora, recupera il disco per un momento, Filippo Tonino anche in un secondo momento dopo aver perso un attimino l'equilibrio. Sanna, il balzo non è favorevole per lui sulla balaustra. Zaria Celeri recupera un gran disco, Zaria Celeri arriva al tiro, purtroppo è bravo Uzzan, non era male la conclusione, ovviamente ci aspettavamo il gol da questa situazione, no Mario? Che Perché- peccato, che peccato, Noah bravissimo a rubare il disco e a trovarsi 1 contro 0, in questo caso bravo anche il portiere sloveno, diamo a Cesare quel che è di Cesare. E a Zanco che è di Zan. Peccato perché Sì. occasionissima per il Cortina che comunque sta giocando molto bene, con grinta, intensità, cattiveria, il Cortina che piace a noi. Uno dei più bei Cortina che abbiamo visto questa stagione anche nel primo tempo, ma soprattutto nel secondo e terzo tempo, questi primi 18 minuti andati, un Cortina veramente brillante, senza nessuna paura, senza nessun timore reverenziale, assolutamente. Forse la squadra che proprio sta subendo anche a livello psicologico l'atteggiamento dell'opponente, proprio Luis Enize, che è in difficoltà diverse volte, ma al campanello d'allarme sempre ovviamente alto. Qui errore di controllo sulla blu da parte di Enrico Larcher, sicuramente non agevolato da un disco che rimbalzava nell'aria. Ancora Emanuele Larcher, chiedo scusa, lui a recuperare il disco adesso, lo porta fuori, ci sarà Icing molto probabilmente, anzi no. Quello che mi piace questa sera è che tante belle cose le vediamo da tutte le linee Sì. e quindi sia la seconda che la terza che la quarta, comunque tutte ci stanno mettendo quel qualcosa in più ed è esattamente quel qualcosa che fa fare il salto di qualità all'intera squadra. Infatti Ivo Masca sta giocando praticamente costantemente facendo girare i 4 blocchi, cosa di cui ci lamentavamo spesso nella parte di stagione 2020. Col 2021 ha decisamente iniziato a cambiare un pochino anche la sua veduta tattica, Pinelli le finte, esagera, Cazzola ha qualche anno di esperienza in più, gli va a soffiare il pack, due giocatori anche molto simili, Cazzola e Pinelli, con diversi anni di differenza, ma due brevidini molto rapidi, pattinaggio. Adesso vediamo Pinelli da una parte all'altra del campo, si perde un po' nel controllo, trova però una situazione interessante verso l'interno, occasione, si addormenta però la difesa ampezzana, ma bravi ancora gli sloveni nella seconda linea a andare a rischiare veramente il gol del vantaggio qui con la prima linea ampezzana. E bravissimo Marco De Filippo sì. a chiudere lo specchio con un guizzo felino e a metterci più di una pezza. Comunque, tornando un attimo al discorso dei cambi delle linee, dei minuti sul ghiaccio, un po' sì ci lamentavamo, d'altra parte mi ricordo testuali parole mie, anche i ragazzi delle altre linee, i minuti sul ghiaccio comunque devono meritarseli e guadagnarseli con un atteggiamento giusto, che è esattamente quello che stanno facendo questa sera. Sì, quello questa sera in maniera più evidente e esponenziale nella crescita anche di tutti i reparti e di tutti i blocchi della squadra pezzana. Tiro sul casco di Marco De Filippo. Non subisce troppo il colpo l'ottimo Marco.
e Cortina può tornare a giocare a viso aperto di nuovo dopo una mezza occasione degli sloveni. Arriva il power break adesso, quindi in questo momento ovviamente tutto giusto, tutto perfetto, situazione di parità numerica sul ghiaccio, spazio agli sponsor, linea alla regia. Nasce dalle nevi perenni delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è l'unica. Filtrando nella roccia, ne assume i minerali preziosi. Scorrendo per decenni all'interno di un enorme bacino idrogeologico, si arricchisce di benefico ossigeno disciolto, che si conserva grazie alla sua estrema purezza. Infine, sgorga incontaminata, è nobile e genuina, e grazie a noi arriva dove c'è sete di eccellenza. È Dolomia, l'acqua di origine protetta. Di essere qui all'Olimpico, passi direttamente lì a San Vito da Stuzzica la Voglia. In piazza, esatto Mario, 9.35 al termine, troviamo anche live su hockeycortina.it e sulle frequenze della Cortina. Ci rimaniamo fino alla fine, ricordo ci prendiamo anche qualche minuto di analisi finale alla fine del match, ma un match che potrebbe, adesso a 9.35 dal termine, ovviamente andare anche oltre i suoi 3 tempi. Vediamo cosa accade. Cortina che però, oltre che a meritare in maniera eclatante il pareggio, forse meriterebbe qualcosa in più in questa prestazione che continua a fornire ad altissimo livello. E adesso ai punti è nettamente avanti il Cortina, veramente bellissimo l'atteggiamento anche in questo terzo tempo, superato l'ostacolo del doppio penalty killing. Gli ampezzani poi meriterebbero qualcosina in più. Sì, anche per insomma, il piccolo torto subito, che però in effetti alla fine, grazie alla forza dei ragazzi di casa, non ha condizionato finora il match. Tommaso Verà viene chiuso sul nascere dell'azione, riesce però a mantenere il puck lì, è quella la cosa importante. Arriva in suo soccorso Davide Faloppa, scarico sulla Bru, il tiro di Luca Zanatta, prende la deviazione di un patto e di una stecca, finisce al lato però. Cortina che gioca ancora questi ultimi minuti del 60 regolamentari ancora con molta forza, molta sicurezza anche. Ma attenzione sempre alle ripartenze dei sloveni. Alessandro Zanatta un po' troppo debole qui, ma riesce comunque a gestire il disco, a riceverlo ancora da Cordiano. Ingresso in zona non perfetto degli Ampezzani, con qualche difetto appunto nel maneggiare il puck sul bastone. Sloveni avanti. Jevosek, la grande finta giocata verso l'interno, occasione, qui ci mette una pezza cazzola del Cortina, deve andare in ripartenza veloce. Giftopoulos si allunga tutto lungo la linea blu e ovviamente mette in fuorigioco i suoi compagni. Ha cincischiato un po' troppo anche sì. in questa occasione Remy Giftopoulos. Deve prima assicurarsi che il disco sia entrato nel terzo, dopodiché pensare al dribbling come piace fare a lui, che sicuramente ha mezzi tecnici importanti. Manca forse proprio solo lui all'appello in questa bella serata, in questa bella partita degli Ampezzani. Chad Pietronino, anche per lui ottima prestazione, forse il migliore della prima linea questa sera, senza nulla togliere a un Cazzola che stasera non sta fornendo la sua classica prestazione di quantità e qualità, ma anche per lui è sempre troppo presto parlare, perché potrebbe anche lui come Giftopoulos regalarci una perla. Remy Giftopoulos ancora un po' blando nel controllo, qui chiaro era chiuso da 2 giocatori, non era facile, adesso deve andare a recuperare proprio lui perché c'è una ripartenza di Pinelli che qui insomma gioca per lui di inesperienza un po', ovviamente un unico errore di Pinelli in questa ripartenza finora. Era il giocatore che tenevamo più sott'occhio ovviamente per quanto parlato, per quanto si sa di lui e per quanto l'attenzione possa essere veramente su un giovane giocatore. Come ricordavamo è sempre bello parlare di giovani giocatori indipendente dalla provenienza, indipendente dalla squadra. Sì, comunque gioca nel primo special team, comunque è protagonista. Quello che fa impressione è che poi se andiamo a vedere la carta d'identità, ricordiamo ha 17 anni, ma vederlo così non si direbbe assolutamente. Sì, poi anche sicuro di se stesso, ma senza troppe paure. Cortina con Barnabò, seguiamo l'azione a 6.49 dal termine, disco verso il centro, non c'è nessuno, però il pack potrebbe rimanere attivo nel terzo, anzi no, viene portato fuori dagli sloveni, ma i Ampezzani vanno a chiudere. E c'è l'Ice infischiato agli sloveni, poi va un pochino a bastonare lo sloveno su
Marzanata senza nessuna motivazione. E ha trovato il giocatore sbagliato per sì. andare a rompere le scatole, perché comunque Mike sa il fatto suo, non si fa mettere i piedi in testa. Icing fischiato abbondantemente in anticipo, il giocatore sloveno non era d'accordo. poteva e doveva tranquillamente fermarsi, ma niente di grave, Niente di ovviamente, grave, 38 a 3. Mario, che dici in questa fase? Guardiamo un attimo i risultati degli altri campi, ma seguiamo l'ingaggio. Zanic riprova a vincerlo girando la stecca verso l'interno, non ha fortuna la ripartenza degli sloveni, lo scambio rapido, poi il passaggio verso Jaka Sturm, chiude Zanic l'ingresso in zona con il pattino, disco portato fuori, siamo sempre 1-1, 6-22 al termine dei 60 regolamentari, bella partita all'Olimpico. È un piacere ovviamente vedere giocare così. Ok, occasione qui, non arriva al termine la triangolazione tra i giocatori sloveni, per fortuna degli ampezzani che adesso subiscono un po'. Marco Di Filippo però no, è sempre attento. Scambio di cortesie tra Jaka Sturm e Max Cordiano, tutte e due un pochino doloranti, tutte e due anche a lamentarsi. Jaka Sturm lamenta un dolore alla mano per una bastonata legittima di un difensore che deve fare il suo lavoro. Si torna a giocare 6-0-6. Mario, una finestra sulla Alps Hockey League. Velocissimi gli aggiornamenti. Ad Asiago vince il Salisburgo 3-2. Asiago comunque molto rimaneggiato, diverse le assenze. A Kitzbühel vince il Fassa all'overtime 4-3. A Lustenau vincono i padroni di casa contro il Vipiteno 3-2. A Renon vince il Renon sul Bregenzerwald 6-3. A Brunico vince il Valpusteria 3-0 contro il Feldkirch. E a Gardena all'8avo del terzo tempo in vantaggio il Klagenfurt per 2-1. È un back to back quello tra Fecchi e la Pusteria, perché la Pusteria proprio l'altra sera ha vinto in terra austriaca per 4-0 e, se non ho capito male, vince ancora con un altro shootout di Colin Furlong. Complimenti alla Pusteria. Sì. Valpusteria del nuovo acquisto molto molto forte. Così dicono. È Così andato anche a dicono. referto? Mario, Stavo proprio controllando quello. Se per caso potesse essere il buon Perlini. No, non è il lui, buon non è lui. Perlini. Bene, allora non è andato a referto. Fuori Cianfrone per l'infortunio. È corsa ai ripari la formazione della Valpusteria. E poi andremo a controllare magari nel post game Mario, per fare un'analisi magari anche sulle altre partite dell'Alps Hockey League. Ma intanto seguiamoci gli ultimi 5 minuti. Attenzione, Cortina in inferiorità numerica, fuori chat Pietro Niro, non ce ne siamo quasi nemmeno accorti nel seguire i risultati dell'Alps Hockey League. Questa è una situazione piuttosto delicata del match, non sappiamo per quale motivo, sinceramente non ci siamo accorti né che il giocatore è stato mandato fuori, ma soprattutto né per quale motivo in precedenza abbia commesso il reato. Jaka Sturm, anzi no, qui Heibar perde il controllo, conclusione fortissima e rapidissima. Marco De Filippo estremamente bravo qui a parare, poi non arriva sul rebound il giocatore sloveno a colpire di seconda battuta. Va bene a Cortina, grande intervento, grande conclusione, grande intervento di Marco De Filippo. Eh sì, Marco De Filippo forse l'abbiamo nominato troppo poco questa sera, ma tolto il gol sul quale non poteva fare nulla, veramente prestazione maiuscola. Mario, se non ricordo male, un solo palo per il Cortina per tutto il match. Ricordi bene. E questo mi pare sia il quarto o il quinto per gli sloveni. Non ci sono state, a meno quello che abbiamo visto con la coda dell'occhio, proteste da parte del Cortina, quindi forse la sanzione era legittima. Attenzione, Marco De Filippo non si deve scomporre, rimanere in piedi, spunto la retroguardia, Pezzana non deve rompere la scatola. Conclusione al lato, forse parata qui da Marco De Filippo? Mi sa proprio di sì, Sì. altra grandissima parata. E palo interno interno. clamoroso, la fortuna è dalla nostra. Pinelli si lascia cadere con troppa facilità cercando il fallo che non viene giustamente fischiato. Ancora lo scambio sotto di noi, proprio il giovane Pinelli. 2 miracoli di De Filippo e un palo interno clamoroso. Tocca il disco di Topos, non ci arriva però, si apre ancora qui la possibilità di tiro. Pinelli, tiro sulle gambe di Vainonen, se ne sta andando un altro palo per sloveno sul Black Ampezzano. Cazzola è meglio che faccia da solo qui, scambio con Giftopoulos, vediamo cosa combina il greco. Un tiro di nuovo smorzato, ancora troppo tempo per caricare lo snapshot qui e se ne va la penalità slovena. Questa è la cosa più importante. 3:36, uno pari risultato, altro power play avversario ucciso dal penalty killing del Cortina. Eh sì, forse il più pericoloso però, perché veramente 2 grandi parate di Marco De Filippo e un palo interno clamoroso, quindi questo power play ben giocato dagli sloveni
la dea bendata ci dà una mano, ma anche giustamente aggiungo io. Vicinissimo al gol, sì, tutto giustamente. Mario, il Cortina non meriterebbe assolutamente di andare sotto in questa fase del match. E ripartenza in 2 contro 2 Cazzola Giftopoulos con quest'ultimo ancora una volta un po' troppo leggerino e superficiale nella scelta. Zanina Cedelli, l'ingresso in zona, aspetta rinforzi, suggerimento delicato verso Max Cordiano, protegge il bastone, protegge il disco per l'inserimento di Ronny De Zanna, poi deve recuperare proprio l'uomo di Saronno. Buon passaggio qui verso Faloppa, deve stare attento Faloppa qui a non perdere il pack in zona neutra perché il pericolo è alto. Alessandro Zanatta va sull'uomo, che rischio per un errore proprio al centropista di Faloppa di trovare un corridoio volante con il back del bastone. Succede, ma regali qui piccolo errore, piccolo per modo di dire, di Davide Faloppa, ma successivamente sia Cordiano sia soprattutto in ultimo Emanuele Larcher potevano comunque chiudere, invece hanno temporeggiato tutti troppo e occasione slovena. 2:30 al termine, si gioca in 5 contro 5 sull'1 pari. Altra conclusione, Marco De Filippo risponde: Music, un fischio arbitrale, una penalità agli sloveni. Attenzione, eccolo il power play per il Cortina che abbiamo chiamato, arriva in questo momento. Ti sei accorto, Mario? Assolutamente non mi sono accorto di nulla. Non protesta neanche troppo il giocatore sloveno, quindi probabilmente è stato pescato in fallo veramente ad azione molto molto lontana dal disco, quindi difficile per tutti accorgersene. Comunque il fatto che lo sloveno non abbia protestato mi fa presumere che sia un fischio comunque corretto. Molto bene, ultimi 2 minuti di 20 di gioco, Cortina in power play. Non poteva esserci situazione migliore per poter provare a vincere questa partita dentro i 60 minuti regolamentari. Cazzola in cabina di regia nell'ufficio dietro porta. Zanatta, Phil Pietroniro, ancora Luca Zanatta sulla blu, lo scambio, ancora un Giftopoulos che qui tenta la soluzione più difficile. Raccoglie Luca Zanatta. Scelta ed esecuzione entrambe sbagliatissime. Lo scarico ritroso verso Phil Pietroniro, lungo la balaustra per la corsa adesso di nessuno, perché il pack finisce lì sulle stecche slovene che allontanano. Disco raccolto adesso da Luca Zanatta, che sembra essere tornato decisamente in forma dopo l'infortunio, qualche partita a vuoto, è tornato il giocatore fondamentale che abbiamo bisogno. Sì, comunque fermo per più di un mese, questo sicuramente non ha aiutato nella forma fisica di Luca, che partita dopo partita è sempre migliorato. Giftopoulos, il tiro. Abbiamo bisogno di lui, abbiamo bisogno del suo apporto, giocatore di livello superiore tra gli italiani più forti in circolazione, a maggior ragione tra gli italiani più forti del roster ampezzano. Giftopoulos, rivediamo nel replay, il tiro sì forte, ma comunque centrale, non decisamente la conclusione migliore. Time out chiesto dalla Cortina 1:19, tutto giusto, direi un Ivo Macca, abbiamo elogiato tanto i giocatori questa sera per la prestazione, ma devo dire che dietro dalla regia c'è sicuramente un lavoro molto buono da parte di Ivo Macca nella conduzione, nella preparazione di questo match, perché abbiamo visto un Cortina quasi mai soffrire contro la seconda in classifica, contro una squadra così forte, e un Cortina che diciamo ai punti meriterebbe quasi la vittoria. È tutto ancora presto per andare effettivamente ai punti, quelli che sono sul tabellone, perché rimangono uno per parte, è 1:19, ma il Cortina può giocare fino praticamente quasi al termine con l'uomo in più. Guarda, finché siamo in regular season quello che più mi interessa è la prestazione, e la prestazione di questa sera è veramente molto molto buona. Quando poi arriveremo ai playoff magari ci occuperemo un po' meno della prestazione e baderemo un po' più al sodo, ma veramente i ragazzi questa sera meritano il risultato, meriterebbero la vittoria e soprattutto meritano tutti gli elogi del caso, perché sì, tutti hanno dato il loro contributo. Dalle retrovie, Mike Zanatta, Mike Cazzola, Luca Zanatta, Mike Cazzola, non c'è offside, Cortina però non ha un ingresso in zona felice, neanche un power play troppo aggressivo, e anche questo giocato praticamente tutto dalla prima linea. Poi Ivo Macca ha chiamato il time out per lasciare gli stessi uomini sul ghiaccio, che sono quelli che ovviamente più le classifiche individuali parlano a loro favore, ovviamente come punti segnati. Cazzola buono, lo slalom all'ingresso in zona.
gli ultimi secondi di Power, vediamo il Cortina cosa riesce a fare, ma deve stare anche molto attento a non subire un break negli ultimi 20 secondi. 20 secondi esatti al termine, Luca Salata, deviazione sotto porta di un difensore di Ciarpietoniro. Uzan non si fa sorprendere, bravo Ciarpietoniro, trova Mike Cazzola, il tiro di Mike Cazzola, secondo ancora Mike Cazzola, il tiro alto sopra la traversa, si infrange sui cristalli. 8 secondi al termine dei 60 commentari. Gift Topos, vediamo se inventa qualcosa. Sì, per Mike Cazzola, rete a 2 secondi dalla fine, rete, gol pazzesco a 2 secondi dalla fine. Ancora lui, Mario, ancora lui, Remi Giftopoulos. 59 minuti e 58 secondi di nulla e gol a 2 secondi dalla fine, gol della vittoria. Pesca Cazzola con un passaggio incredibile. Assolutamente, l'asse Giftopoulos Cazzola veramente sottotono questa sera, ma ancora una volta portano il Cortina alla vittoria. E finché i ragazzi continueranno così, noi continueremo a criticare la prestazione, perché ce ne freghiamo se il risultato finale è questo. E adesso a 2 secondi sfidiamo lo Jesenice, vediamo se saranno in grado di pareggiarla, ma non credo proprio. È molto difficile. Meritatissima la vittoria del Cortina e si lascia arrivare la sirena. Addirittura non arrivano i 2 secondi finali. Marco De Filippo giustamente abbracciato da tutta la truppa. Il nostro applauso anche a lui. Anche noi, applauso simbolico ovviamente dalla nostra, dietro il vetro della nostra postazione, l'applauso ulteriore per la vittoria. Ci sarebbe stato comunque un applauso in ogni caso per la grandissima prestazione offerta dai nostri, che vanno a vincere con la seconda classifica, con la corazzata di ferro del Red Steeler di Jesenice, partita di grande carattere, di grande sostanza dei nostri, di grande qualità, pochissimi errori e insomma il Cortina vince. Mario, Cortina vince, facciamo un riepilogo, poi diamo la linea alla regia dello streaming per tornare nel nostro post partita con Radio Cortina, analizzando come è andato il match. Velocemente Mario, primo tempo con il gol di Svettina, bel primo tempo, qualcosa in più lo Jesenice. Il Cortina comunque non inferiore, se non a tratti, è una squadra che ha fatto di più, decisamente quella degli ospiti. Secondo tempo un Cortina strepitoso, dove ha giocato veramente 20 minuti di intensità, di qualità, trovando finalmente anche il gol che meritava con la grande conclusione di Marco Sanna per l'1-pari, il misfatto a fine secondo tempo e un terzo tempo ancora giocato da altissima qualità, più equilibrato, ma ancora, se dobbiamo dare ovviamente atto anche alla vittoria finale del tabellone, è il giusto premio per una conduzione dei match che in effetti, come il risultato dice, 2-1, 2 tempi a Cortina, 1 alle Jesenice, il gioco è fatto. Tutto giustissimo, l'abbiamo detto anche in presa diretta, Cortina che ha nettamente meritato la vittoria. L'unico periodo dove forse lo Jesenice è stato alla pari è stato il primo, dopodiché solamente le fasi con gli special team di power play e doppio power play anche per lo Jesenice hanno creato qualche grattacapo agli ampezzani. Dopodiché in 5 contro 5 non c'è stata praticamente partita, dominio del Cortina, giustissima la vittoria, che arrivando a 2 secondi dalla fine è ancora più bella. Sì. E soprattutto mettiamo fine a questa striscia di 12 vittorie consecutive dello Jesenice, prima o poi doveva interrompersi. Quindi, giusto sì, un Cortina che rimarrà nella breve storia di questo campionato come essere stata la squadra che ha interrotto la striscia più importante di risultati positivi nella storia della Hockey League. Noi ci diamo la linea alla regia dello streaming, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito con le immagini su hockeycortina.it, grazie Mario, grazie a tutti i telespettatori, grande Cortina, ci risentiamo il 25, ci rivediamo il 25. La mia buonasera a tutti quanti, grazie per averci seguito e alla prossima. Ridiamo la linea